Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi vi porteremo alla scoperta della vita e della carriera di uno dei cantanti neomelodici più amati, Tony Colombo. Pronti a conoscere tutto su di lui? Iniziamo! Tony Colombo, nato a Palermo l'11 maggio 1986, è un nome che risuona forte nel mondo della musica neomelodica. Il suo vero nome è Antonino Colombo, ma è stato ribattezzato Tony Colombo dal grande maestro Mario Merola. Tony ha mostrato una grande passione per la musica fin da piccolo. A soli 7 anni, ha inciso il suo primo lavoro discografico intitolato A Villeggiante, vendendo ben 23.000 copie. A 9 anni, ha iniziato la sua prima tournée in Europa e nel 1995 ha partecipato al Forum di Assago a Milano come unico cantante neomelodico presente. Nel 1996, Tony si è esibito in Belgio davanti a circa 5.000 emigranti italiani, dimostrando la sua popolarità in crescita. E nel 2001 ha ricevuto il premio Rivelazione dell'anno consegnato dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Nel 2010, Tony Colombo ha sposato Luana Conti. Insieme, hanno avuto 3 figli, ma il matrimonio è finito nel 2018. Successivamente, Tony ha trovato l'amore con Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino, con cui si è sposato nel 2019. La carriera di Tony ha continuato a crescere con la partecipazione all'Accademia della Canzone di Sanremo nel 2002, dove è arrivato in semifinale con la canzone L'Anima. Il 15 ottobre 2004 si è esibito al Pala Catania davanti a 4.000 persone, consolidando la sua fama. Nel 2007, Tony ha ricevuto il premio come migliore interprete neomelodico, e nel 2008 ha pubblicato il DVD Il cuore in un concerto, registrato al Teatro Golden di Palermo. Il 30 maggio 2009, Tony ha realizzato un concerto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, esibendosi davanti a 6.000 persone. Nel 2010 si è esibito nella Piazza Mercato di Napoli davanti a 30.000 persone, presentato da Aida Jespica, e ha firmato il suo primo contratto con Warner Music Italy. Nel 2011, Tony ha pubblicato l'album Il Principe e il Povero, prodotto da Sia Musica e distribuito in Italia dalla Warner Music Italy. Nello stesso anno, ha fondato in collaborazione con Luca Barbato la casa di registrazione Dea Sound. Il 2012 ha visto l'uscita del nuovo lavoro discografico di Tony intitolato Sei per me, mentre nel 2013 ha inciso il suo 22esimo album intitolato Solo, prodotto e distribuito da Sia Musica. Il 4 maggio 2013 si è esibito all'Arena Flegrea di Napoli, in una serata presentata da Cristiano Malgioglio e Alba Parietti, davanti a una platea di 7.000 persone. Nel 2014 ha inciso il suo 23esimo lavoro discografico intitolato È guerra aperta e il 30 marzo 2014 si è esibito al Teatro Pala Partenope di Napoli. A partire dal 25 ottobre 2014, Tony è entrato a far parte del cast della 10ª edizione del talent show di Rai 1 Ballando con le stelle. Nel 2015 ha inciso il disco Quello che vorrei e il 26 maggio 2015 si è esibito di nuovo al Pala Partenope, affiancato da Belen Rodriguez. Nel 2016 ha pubblicato l'album Sicuro, la cui copertina, realizzata dal grafico Donato Sibona, mostra l'artista nei panni di un robot. Il 20 aprile 2018 è uscito il singolo Ti aspetto all'altare, che ha registrato più di 56 milioni di visualizzazioni ***, diventando un vero successo su YouTube. Dopo il successo di Ti aspetto all'altare, Tony ha continuato a pubblicare musica e a esibirsi in concerti. Nel 2019 ha partecipato a vari eventi e spettacoli televisivi, mantenendo alta la sua popolarità. Nel 2020 ha pubblicato nuovi singoli come Cuore di cristallo e ha partecipato a concerti ed eventi in Italia e all'estero. Nel 2021 Tony ha lanciato l'album Canzoni d'amore che include vari successi romantici e ha continuato a mantenere una presenza attiva nei media e nei social network. Nel 2022 Tony ha continuato la sua carriera musicale con concerti e nuove pubblicazioni. Ha anche lanciato il suo tour Tony Colombo Show Tour 2022, esibendosi in varie città italiane. Nel 2023, Tony ha pubblicato il singolo L'amore che voglio e ha continuato a esibirsi in concerti, mantenendo il suo legame con i fan. Tuttavia, il 17 ottobre 2023
è stato arrestato insieme alla moglie Tina Rispoli nell'ambito di un'operazione anticamorra contro il clan di Lauro di Secondigliano. In questo momento nel 2024, Tony Colombo si trova ancora in carcere insieme alla moglie Tina Rispoli, a seguito delle accuse di concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio di denaro. La loro detenzione è stata confermata dalla Cassazione. Grazie per aver seguito questo viaggio nella vita di Tony Colombo. Se volete conoscere altre storie affascinanti di celebrità, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche. Ci vediamo nel prossimo video.